È la croce ritorta, riposizionata sopra il campanile della chiesa di San Zeno dopo essere stata abbattuta dalla tempesta del 29 agosto 2020, il simbolo della voglia di tornare a sorridere che caratterizzerà i giorni di festa della sagra di San Zeno in Fiore. Si parte il 24 settembre per chiudere il 10 ottobre. Ritorna la tradizionale sagra di San Zeno in Fiore, un momento importante per la frazione, per la città, per tutti i cittadini, è un momento per ritrovarsi, per stare insieme dopo un anno e mezzo di pandemia e quindi di tante restrizioni. Ma per San Zeno è un momento importante anche perché in quella piazza ci si ritrova dopo appunto che era stata fortemente colpita, in particolare il campanile di San Zeno, dal maltempo del 29 agosto. 3 fine settimana per ritrovarsi ospiti della frazione più popolosa del comune di Arzignano tra Dolci Colline. Il ricavato della sagra patronale andrà interamente alla parrocchia.